Buongiorno a tutti, nuova avventura. Oggi mi trovo a Recoaro 1000 sulla strada della Casara. Oggi faremo il sentiero di grandi alberi, quindi la magia sarà madre natura che ce la regala. Non sono da solo, ma sono con... Ecco qua Faruqui, il mio nuovo compagno di avventure. E oggi si va in mezzo ai boschi, quindi dovrò stare un po' attento, ma il guinzaglio non manca mai. Si parte, si va. Buona giornata, buon cammino a tutti. Mauro, Faruqui, gli amici del Carega. Bene, si sale, si inizia, si va. Ora gireremo a sinistra, ma prima andiamo ad ammirare questo fantastico albero. Ecco qua un tiglio di 200 anni, fantastico. Duecento anni, non ci sono parole, spettacolare. E ora abbiamo raggiunto un faggio, altezza 28 metri, età presunta secolare. Oltrepassiamo questo cancelletto, mentre sulla nostra sinistra si apre un favoloso panorama. E ora il nome delle cime. Guardate la bellezza di questo pratone davanti a me, Rische e il mio amato Carega con il vestito bianco. E siamo arrivati a questo faggio, quel che rimane, datato 190 anni, e noi proseguiamo in mezzo a questa bellezza. Guardate che spettacolo che si apre davanti a noi, eccezionale.
il nostro sentiero prosegue sulla destra, altrimenti troviamo uno scorciatoio, però noi no, si va a destra. E mentre camminiamo su questo sentiero, sotto Requaro 1000, stupendo, ci sono passato prima per un caffè, gente gentilissima, simpaticissima, si va. Ed eccoci arrivati a Malga Morando, mentre il nostro cammino, il nostro sentiero prosegue sotto. Siamo, dopo aver scambiato 4 ciaccole, si sale a sinistra, mentre questa sarà quella che prenderemo al ritorno. Il nostro itinerario passerà sotto a Gran Molon, a Zevola, saremo sotto nella pace assoluta. Guardate cosa ci offre oggi Madre Natura, è una cosa indescrivibile. E ora arriviamo a una ghiacciaia dove nel 1938 è stato rifatto il tetto. Andiamo a curiosare. Si sente un suono, sono tutte rane che si sono rifugiate dentro la ghiacciaia. Guardate che spettacolo! Altri monumenti di Madre Natura, guardate che spettacolo, gratuiti, pensate, Madre Natura cosa ci offre ogni giorno e noi la sottovalutiamo e non la rispettiamo. Guardate dietro le mie spalle la bellezza di questo posto. E alla mia sinistra il magico Carrega, eccolo lì, con il vestito bianco, si va.
Siamo arrivati al bivio e noi giriamo a destra. Nel frattempo il nostro rifugio è in fondo. Per raggiungere il rifugio Battisti esiste un altro sentiero più sopra, però è consigliato agli esperti perché ci sono un paio di punti dove sono caduti di massi, quindi se volete fare quello più tranquillo fate questo. E abbiamo raggiunto questo pezzettino di strada che faremo per arrivare al rifugio Battisti. A questo punto troviamo una piccola scorciatoia che prenderemo ora per arrivare al rifugio. Ed eccoci qua arrivati al rifugio Cesare Battisti. Ed eccoci qua per la panoramica Mauro e amici del Carrega dal rifugio Battisti, con Alessandro in quel tavolo. Guardate lo spettacolo che oggi Battisti offre, madre natura, gratuitamente come sempre. È spettacolare. Guardate la bellezza. E a girare piano piano arriverò alla Vallata di Requaro, bellissima. E con questo si conclude la panoramica. Come sempre Mauro, gli amici del Carrega, buona giornata e buon lavoro. Si riparte dopo aver salutato Alessandro, oggi faranno un vaio e riprendiamo il sentiero del ritorno. Guardate la bellezza delle nostre cime, le piccole Dolomiti non hanno prezzo. Madre Natura ha fatto un lavoro stupendo nel silenzio più totale, come dico sempre, interrotto solo dalla mia voce. È incredibile, oggi il gioco di nuvole è fantastico.
Ecco il sentiero dove siamo scesi questa mattina e ora andiamo a sinistra mentre Farruchi è in allerta. E ora scendiamo per la strada, facciamo un po' di stradine per arrivare alla macchina. Manca pochissimo all'arrivo alla macchina, al parcheggio, e io e Farruchi tra un po' vi daremo tutte le informazioni. E come ogni mio trekking troviamo il buon Gesù e lo salutiamo. Buongiorno a tutti, trekking terminato, il mio coach Farruchi si è comportato benissimo, sono stati 17 km con 600 metri di dislivello positivo, siamo partiti dalla strada della Casara e abbiamo fatto il sentiero di Grandi Alberi, da lì siamo arrivati al rifugio Battisti e abbiamo fatto la piccola panoramica come avete visto, siamo tornati dalla stessa strada facendo un paio di deviazioni. E con questo Mauro e Farruchi vi auguro a tutti voi la buona giornata e buon cammino, come sempre gli amici del Carrega.